Postaccio, ragazzi, anche questo. Guardate queste case. No, bisogna assolutamente trovare una casa in un posto così. Bisogna trovare una casa in un posto così e trasferirsi qui. Vedete? La gente sdraiata sull'amaca tra una palma e l'altra di fronte al mare. E chi ti ammazza qui? Rita dice che una casetta così le piacerebbe, con questa, vedete, questo lettino sdraio qua, e di fronte questo. Ha detto che le piacerebbe. Ma non è mica strana, eh. Credo che piacerebbe un po' a tutti. Questa qua su con terrazzo. Guarda che angolo di paradiso. Where to begin when a mountain knew a revelation came marching in. Thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. Posto incredibile, guardate queste immagini. Sono davvero troppo belle, troppo. Che ne dite? Bel posto, eh? Davvero assurdo, troppo bello. Non vedo l'ora di continuare a scoprire, di vedere l'isola. Ci sono dei posti che da domani iniziamo a visitare che ci lasceranno tutti a bocca aperta, tutti. La faccia di un thailandese, la faccia di un thailandese con gli occhi tuoi, è impressionante. Ti faccio paura, eh? Paura, sì. Bella, rimetta a posto. Rock bottom and below. I'm yours for the asking. Where you go, I go. I thought I was what I've been told. I thought I was. I thought I was what I've been told. I thought I was. Been a long time, baby. Had a long time long. Stick with me, maybe. Don't let me go. Abbiamo sognato come sempre una casettina qui, una casettina lì, ce le siamo comprate tutte. No, tutte no, ma buona parte. Qualcuna sì. Qualcuno sì. Rientriamo. Everything's gonna be alright. Call my Questo è un ristorantino, ragazzi, con questa vista sul mare e sulla costa di Bantai. Anche qua non è male, sdraiati su questi cuscini e questa vista. Mentre rientravamo a casa abbiamo trovato una signora che fa pareo, copri costume. Questo è carino, Sì, un po' di costume, carino. vero? Anche lei. Girati. Quel costume bianco? Sì, molto carino questo. No. Questa è proprio finta. Vabbè. Un altro acquisto, Rita, è un Io arrafo. pareo copricostume a 8 euro, fatto a mano però, eh. Davide avrà finito la scuola, ci prepariamo, cenetta fuori, fa ridere dire, cena fuori anche oggi, 3 euro a testa, buonasera, cena Si fuori e poi serata gran gala di Muay Thai, speriamo sì. di poterlo far vedere. Pronti per cena anche oggi e poi non vedo l'ora di vedere il mio primo incontro di Muay Thai, ragazzi, non vedo davvero l'ora.
Ci facciamo un'altra bella cenetta qui al Pantip Market. Ci siamo trovati bene, si spende cifre ridicole. Guardate infatti quanta gente c'è e quanti scooter ci sono. Non c'è parcheggio manco per una moto. E si mangia bene, ci sono bancarelle di tutti i tipi. Anche noodles, Davide, che buoni, ciao. Piedini freschi e buttati sulla piastra al momento. Aroi Non va bene. non va bene? Bocciati. Troppo magri. Bocciati. C'ho le verdure in mezzo, non le vogliamo. Siete qua, Questa è la mia cena, ragazzi. Pomodori, 2 uova, verdure, un po' di carne e riso. Che ne dici? Buona, vero? Là. Questa è la mia. Te li ha scaldati. Davide, quindi andiamo a carne sedere. E verdure. pagata 6, 12 e 4, 16, 160 baht. Ho speso circa 3 euro, 3 piatti. 3 euro, 3 piatti, 2 uova, 3 pomodori, carne, riso e un piatto di verdure. Anche oggi cenetta fatta con 6-7 euro in 3. E adesso andiamo a vedere l'incontro di Muay Thai. In Muay Thai invece è 800 baht a persona, quindi è parecchio per questi standard, tipo 20, 21, 22 euro, 23 più o meno, qualcosa del genere a persona. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Vediamo. Davide lo fanno pagare 500, io e Rita 800. Per iniziare il primo incontro e stanno passando i ragazzi per le scommesse. Primo incontro, primo round durato pochi secondi, quello magro e tirato l'ha messo KO.
adesso si rientra a casa. 6 incontri di Muay Thai, molto bello, dal vivo non li avevo mai visti. Bello, è piaciuto anche a me. Sì, interessante. Sì, interessante. E anche oggi si rientra in camera, mezzanotte oggi. Dado le tue impressioni, sempre al buio filmo, qui non si vede niente. Aspetta, Due impressioni, non ci sono. te lo richiedo adesso in camera, aspetta. Impressioni sugli incontri della Muay Thai. Allora, molto belli, però mi sarebbe piaciuto di più se ci fosse stata gente un po' più grande. Niente più pesante, vero? Sì, erano E tutti 60 kg. Gli ultimi erano sugli 80 sicuro. Sì. E oltretutto, magari non a mezzanotte ma alle 4 del pomeriggio. Sì, sarebbe Che stato... tu sei un dormiglio. Sarebbe stato meglio. Vabbè, grazie della compagnia comunque. Grazie, Ciao, grazie. buonanotte e a domani. Buongiorno a tutti amici. 10:48. Siamo pronti per uscire e per andare a esplorare una parte dell'isola. Abbiamo tanti giorni, tanto tempo per visitarla tutta e poi visiteremo anche altre isole qua intorno. Ce ne altre 2 molto belle. Una molto turistica e più grande e una invece a nord più piccolina. È molto selvaggia. Anche stamattina mi sono fatto 30 minuti spaccati di nuoto, 1 ora e mezzo di lavoro. Rita è quasi pronta, probabilmente. Buongiorno. Ciao del mio amore. Sì, sei al buio, non ti vediamo. Aspetta, accendiamo una luce. Stavo Anzi. finendo di truccare. Ah, abbiamo una luce anche lì. Eccoti qua. Dicevo che siamo pronti, usciamo, andiamo a visitare qualcosa e pranzeremo in questa zona dell'isola, in questa parte dell'isola troveremo un ristorantino economico. Ce n'è di bellissimi sul mare e questo è quello che vogliamo fargli vedere. Dai, finisci. Pronti? Dai Rita, ci sta aspettando Mirko già qua fuori. Ah sì? È già Eh sì, arrivato? è già dove ho lo scooter. Ah ok, allora andiamo. Questa la dobbiamo prendere? Eh beh, gli asciugamani ci servono, Tutti quanti? Se fa, sì, sì, Prendiamo. se fa un po' di sole, di caldo, vabbè, caldo sempre, se fa un po' di sole, Caldo sempre. ce la godi, eh. Ci facciamo anche un bagno. Certo, se è possibile sì. Ogno, ogno, ogno. No. Ho preso una ramata già e oggi ne prendiamo un'altra. Buongiorno Mirko. Rita, calduccio sempre in scooter, eh? Eh sì, calduccio sempre. Sempre, bella, nuda, a spasso per la Thailandia, per Koh Phangan. Mi sono fermato un secondo perché si è allentato il portatelefono, lo specchietto, così mi faccio dare una stretta. Tanto ci mette 2 secondi. Siamo arrivati nel ristorantino e nella costa che volevamo vedere. Dalle fotografie è qualcosa di meraviglioso. Adesso constatiamo dal vivo.
Ah, così stai, eh? Aspetto il mio turno. Ragazzi, possiamo dire che è un ristorante incredibile, guardate, amache ovunque, dopo che si pranza ci si può sdraiare ovunque, qui, guardate, qua, tutto appeso, è bellissimo, è bellissimo. No, dritta, senza scarpe qui, credo. Che tavolo, che tavolata. Immaginate una tavolata così qua con amici, in 30 a mangiare qui, di fronte al mare. Questa sicuramente è la parte della testa di una balena, di qualcosa. Guardate che grande. E che conchiglie. Eh sì. Così non ci arriva né l'acqua né il sole. Siamo solo sopra. Sì, stiamo da Dio. E poi amaca di pomeriggio. C'entra un po' di acqua il ristorante, E queste amache. Queste amache però assurde qui, Che posto, che ristorantino meraviglioso. Adesso abbiamo ordinato e pranziamo qua. Dopo pranzo un po' di amaca non ce la toglie nessuno. Solo qui ne vedo 1, 2, 3 e 4. 5 alle mie spalle e un'altra qua dietro dove c'è Dado. Dado, stai bene? Abbiamo preso 3 pad thai identici. Mirko ha avuto l'idea, noi abbiamo seguito a ruota. Dado invece Io mi sono staccato dal gruppo. un super toast. Che buono, non vedo l'ora che arrivi. Da questo paradiso vi auguriamo buon pranzo, ragazzi. Anche presto, sono mezzogiorno e 11, stiamo già mangiando. Bollente. Dopo pranzo stai bene? Sì, Come piace a te? Dormiamo. sì. Però voglio il dolce prima, datemi il dolce. Voglio una crepe. E dopo il pranzo, ecco il guerriero. Che fine ha fatto? Il guerriero, Non saresti mai sognato di sposare un guerriero così. Guarda un po' che fine ha fatto. Bello dopo un pranzo così. Eh sì. Un pranzetto ce lo siamo fatti questa meraviglia, ma non è finita. Adesso andiamo a mangiarci un dolcetto. Dolcetto e amaca, Rita, Non me la toglie nessuno. Cioè, guarda quell'amaca lì. È un paradiso terrestre. Veramente un paradiso. Ci siamo presi 2 dolci in 4 perché sono dei piatti giganteschi, quindi li dividiamo. Bravo, li dividiamo, li mettiamo ognuno nel suo piattino perché tu sei troppo veloce e con te. Non dividi com'è? No? No, ma la Groenlandia ce l'hanno. Thank you. Tu dici le cose, ma I Paesi Bassi. Spiegalo perché, Mirko. Perché? Perché la sfrancica il ragazzo qua gli piace farsi l'insulina.
con la scusa di potersi fare l'insulina, ordina il dolce e non lo mangia. Però si è fatto 4 unità. Adesso hai fatto 4 buste. Non è vero. E adesso gliela sta dando per forza via. Perché 137 in discesa a picco più 4 unità. Cerchiamoci un'amaca. Puoi andare sulla spiaggetta che si è calmata. Ma se vuoi, Andiamo. Gaia. Arriva. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind. Se fa, vi faccio vedere una dronata di questa spiaggia. Da quella parte c'era un po' di vento. Forse è meglio non uscire da quella costa. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Boat and we all know where we belong, just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. That I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. When we can't read the sky, we just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Ci facciamo un bagnetto con la Rita. L'acqua è sempre calda, perciò Sì, qua è calda. non ti conviene lanciarti così senza sapere nulla. Se ci fosse stata una pietra, una roccia. Dai Rita, solita bustina da te. C'è vegetazione, Rita. Aspetta i serpenti! Ah. Avete visto che dronatina qua, eh? La spiaggia è stupenda, questo posto è magnifico. Cosa ci fai? Guarda il sud-est asiatico, sei venuto a combattere, ad allenarti con la Muay Thai. Là che ti prendo a calci in faccia, come ieri quel signore. Oh signore! Comunque non ti viene voglia di uscire perché l'acqua è bollente, si sta da Dio. Vero? Guarda che se vieni qua ti rendo quel calcio, Vero cucciolus? Non me lo sono scordato, Vieni qua che facciamo i conti adesso. E dopo il bagnetto, pranzo e un po' di sole, si lascia la spiaggia, continuiamo la scoperta dell'isola. Facciamo un giro in scooter, si sta bene, prendiamo anche fresco. Siamo di nuovo seduti in ristorante, riordina il pad thai. Guarda, siamo in Thailandia. È giusto. Non scappi di lì.
Vi avevo appena detto giretto in scooter, invece siamo di nuovo seduti perché Davide alla glicemia bassa deve bere un watermelon, una spremuta, un succo d'anguria. Watermelon juice. E lo provo anch'io, non l'ho ancora bevuto ed è buonissimo, così dice Mirko. E anche Dado, perché tu l'hai già assaggiato. Sì. Buono? Ti piace? No, va giù che è una meraviglia. Buonissimo. Lascia stare il mio. Dai. Sto filmando ma ti pesto di fronte a tutti, Rifai. Walter Melon Juice. Ho detto water. No, Walter. Lo rivedrai nei video. Lo rivedrai nei video, è tutto documentato. John Wayne Watermelon Juice. Mettegli il dito a Mirko. Adesso non mi dice che sto facendo esercizio, sto basta. Di nuovo alla scoperta dell'isola. Proseguiamo. Poi la rivisiteremo bene, spiaggia per spiaggia. Tra un po' inizia a fare giornate ancora più belle col sole. Però occupiamo il pomeriggio così. In scooter si sta troppo bene, in magliettina, c'è fresco. Com'è bello, guarda la giungla che c'è, che vedo che quando passiamo non ci fai caso, ma non è usuale questi sali e scendi, le altre isole non ce l'hanno, sono tutte piatte così. È una di queste cose qua che mi piace, sali e scendi, la foresta di così, E dalla montagna siamo scesi, qui sicuramente godono e si divertono con il kitesurf, c'è molto vento, invece nella costa dove siamo noi, che è l'opposto, è sempre riparato. È anche molto sporco qua, è molto sporco, molte bottiglie, plastica, guardate la spiaggia. E poi qua avanti c'è una barriera, credo costruita dall'uomo, e infatti l'acqua qui è molto più calma, fuori è proprio molto mosso. Molto sporco però bello, Questo era un posto di pescatori un tempo sicuramente. Adesso puntano solo al turismo, credo. È tutto un po' abbandonato. Vero? Tutto un po' abbandonato, è più turismo. Ormai turismo, vedete tutte le attrezzature, queste non entrano in acqua da molto tempo, penso. Queste fatte di legno, Però bello, Cioè selvaggio alla grande. Queste spiagge, la Thailandia è davvero tanta roba. Forse qui costruiscono l'attrezzatura per la pesca. Eh sì. Costruiscono l'attrezzatura per la pesca? Costruiscono per pescare aragoste e calamari. Le nasse. Vedete ragazzi, io dicevo che non erano particolarmente usate, che puntavano più sul turismo, invece se le stanno producendo, costruendo, vuol dire che ancora pescano e pescano alla grande. Queste qui avanti sono tutte nuove, infatti. La cosa che mi impressiona e mi inquieta maggiormente è che stanno costruendo in ogni angolo, ogni centimetro di quest'isola. Tra un paio di anni non ci sarà più un posto in natura, un posto ancora un bosco, un libero. A pagamento privato. Peccato. Cemento dappertutto.
Guardate quanti gamberi già puliti, tutti puliti, questa è tutta la polpa, pronti da mettere in una graticola, guardate quanti ce n'è. Dice Mirko che qui di domenica cucinano e arrostiscono di tutto e si mangia sul pontile, ti danno tavolino e sedie da campeggio e si mangia in questo pontile qua. Credo che arrostiscano tanto pesce, credo che arrostiscano tanti di questi gamberi e si può mangiare qui, non vedo l'ora che sia domenica. Comunque anche qua bellissimo e domenica ne godremo. Certo, domenica siamo a pranzo qui. Ah, ok. Domenica siamo a pranzo qui. Hello! Questi sono tutti i posti che poi visiteremo. Vi faccio vedere al volo una spiaggia se riesco, che è bellissima, e poi torneremo qui un giorno. Ma forse si può anche mangiare, chissà. Hello! Wow, qua si cena, ragazzi. Adesso siamo con Mirko e Dado. Mirko vuole rientrare a casa, ma torneremo poi magari con Dado e con Rita. La spiaggia è stupenda, guardate. Un posto da sogno, anche qui torneremo a mangiare con Rita, con Dado, magari anche con Mirko in questi giorni, perché lui tra poco parte. Voilà. Guarda che casa. Tra un po' qui, ragazzi, sarà altissima stagione. Non bello per quanto riguarda il sovrappopolamento dell'isola, però bello perché vuol dire che farà anche giornate molto più calde e col sole inizieremo a goderci anche le spiagge. Andremo magari in una spiaggia come questa che vi abbiamo fatto vedere e potremo rimanere tutto il giorno, dalla mattina, pranzare poi lì con 10-15 euro e goderti anche tutta la sera. Abbiamo scoperto un po' di posti nuovi, tantissimi sono ancora da scoprire, l'isola è da scoprire ancora, però abbiamo già qualche punto fermo per tornare a mangiare, per trascorrere una giornata al mare e non vediamo l'ora. A dopo, ci vediamo per cena. Sì, Andiamo. 7-8 piatti a testa. Doccetta, riposino, si riesce a cena. Mirko sarà già qua fuori, non so dove ci voglia portare oggi. Andiamo a scoprirlo. Abbinato l'orologio. Ah? Stavo cadendo in un coma profondo. Davide stava dormendo. Io aspettavo voi, io ero pronto. Davide Però ho stava detto, proprio loro dormendo. ci mettono di più. No, no, ci siamo anche riposati. Solo che alla fine mi ha preso la piomba dopo la doccia, a parte che avevo la sabbia anche dentro le orecchie. Com'è? Oh? Che stava dormendo. Andiamo Senti, a mangiare. C'è un food court che non abbiamo ancora provato. Proviamo. Di fronte al negozio dei liquori, dei vini. Andiamo. Andiamo lì, Andiamo. così Rita vede due top. Andiamo. Oggi si cena dove c'è anche la possibilità di comprare qualche vestitino, a noi non interessa, però è un night market completo. Saremo nuovamente tentati dalla pizza. Qua c'è un bel forno a legna, vi faccio vedere. C'è un bel forno a legna e le pizze non sembrano male. Tu sei già per la pizza? Anche dato? Tanti soliti bei piatti, guardate, pollo, verdure e patate, non sarebbe male, ma c'è di tutto come sempre.
salmone. Eccoci qua ragazzi, non si scherza mica, Quanto Dai riso hai piattoni, preso? dai piattoni miei di Mirko, che belli. Colorati. Ne ho preso molto perché ho detto alla signora ho molta fame, quindi esagero le porzioni e se c'è da pagare più non è un problema. Si è messa a ridere, sì, ho detto che va bene. Com'è la pizza? Buona. Molto buona, meglio così. Calda. Oggi ci siamo dimenticati di dire no spicy, che sono belli tosti. Mirko neanche aggiunto. Da tossire. Pizza della Rita seria, però non la cambierei non cambierei il mio piatto. Pollo, noci e verdure. Magliettina thailandese col tuk tuk di Bangkok. 4 euro praticamente, 150 baht. Si rientra a cena strepitosa, pagato anche oggi niente. Pagato 100 baht, ho pagato il mio piatto 2,70 euro. Cenato con 2,70 euro ragazzi. Bene, abbondante anche, squisito. E anche oggi è andata ragazzi. A domani, buonanotte a tutti.